Buongiorno a tutti, eccoci qui per il solito nostro aggiornamento bisettimanale sulle novità del canale, sulle ultime visite fatte nelle ultime 2 settimane e quelle che ci aspettano le prossime 2. Allora, le ultime 2 settimane sono state abbastanza scarse, o meglio, sono stato in un paio di posti, ho fatto un paio di giorni di escursioni, sono stato in una quindicina di posti e purtroppo non ne ho visitato neppure uno all'interno, per vari motivi. Però ho fatto dei video brevi molto interessanti, degli shorts. In particolare è stato molto interessante la visita a Tresigallo, dove ho trovato dei bellissimi edifici di architettura razionalista, ovvero del Ventennio, e poi sono stato a quel misterioso edificio che sembrava fosse una base CIA, in realtà era comunque una centrale SIP dove si facevano intercettazioni telefoniche sensibili durante la guerra fredda. Però le voci della centrale CIA o di altre cose erano comunque da seguire, visto che il luogo era veramente super, iper, mega blindato. Detto questo, questa settimana sono stato in alcuni posti appunto nel Ferrarese, purtroppo tutti chiusi. Ho fatto sempre dei video da fuori per documentare questi luoghi e poi mi sono un po' scatenato sulla intelligenza artificiale. Mi piacciono molto le tecnologie, ho fatto dei video con l'intelligenza artificiale dove praticamente prendono vita, ad esempio, mio nonno che è morto nel 1944, oppure faccio dire a Bruno Vespa piuttosto che a Donald Trump o Alberto Angela quello che io voglio dire, ovviamente non cose illegali. Però sollevo questo problema che in questi video creati da anche una persona inesperta in 5-10 minuti si può far dire a chi si vuole tramite una foto quello che si vuole. Quindi è una tecnologia molto, ma molto, ma molto pericolosa. Bene, allora, le visite passate le abbiamo riassunte così. Per quanto riguarda questa settimana che viene, se tutto va bene, clima permettendo, mercoledì andrò a visitare un'opera del Vallo Alpino molto, molto, molto grande. Voi sapete che l'opera, perché ve l'ho già spiegato, è un bunker sotterraneo scavato nella montagna. In questo caso sarà gigantesco perché mentre quelli che ho visitato fino ad ora arrivavano a 5, 6, 700 metri, quello che visiterò questa volta, grazie a uno di voi che mi ha dato delle dritte, è lungo 1500 metri, quindi sarà veramente difficile non solo non perdersi, ma anche visitarlo tutto e prevedo che ci vorrà all'incirca un'ora per visitarlo tutto, perché si parla di 1,5 km andata e ritorno, con tutti i cunicoli che partono da quello centrale, che vanno a destra, a sinistra, su e giù con le scale, ammesso che trovi le scale. E quindi è un luogo veramente incredibile. Forse il più bel bunker, la più bella opera del Vallo Alpino che abbiamo mai visitato. Sicuramente, ripeto, la più grande. Una delle più grandi, o forse addirittura la più grande di tutte. Poi, sempre lì nei dintorni, visiterò o cercherò di visitare, per esempio, una casa che è camuffata. In realtà non è una casa, è un bunker. Dentro la casa c'è un bunker, mi è stata segnalata anche questa. Tutto in Friuli, zona Udine Nord. Sempre in quella zona mi hanno segnalato una discoteca abbandonata, farò anche quella, visto che in mezzo ai luoghi militari c'è anche questa ex discoteca. Adesso sapete, non ci sono più i militari, quindi ovviamente le discoteche anche per quello sono chiuse, perché pensate quanto il Friuli Venezia Giulia dipendeva dai soldi che spendevano i militari, che non erano ricchi, però comunque spendevano le pizze, i ristoranti, i bar, le discoteche, i vari locali notturni, quando c'era libera uscita o serali, e adesso non ci sono più, quindi molti di questi locali, questi posti sono chiusi. Vediamo cosa riesco a visitare e poi proverò a visitare anche altre opere del Vallo Alpino. Ci vorrà ovviamente, come sempre, un po' di fortuna per trovare l'ingresso, perché non è che ci sono le frecce, l'ingresso è qui, l'ingresso è lì. Bisogna essere bravi, avere le informazioni giuste e magari anche essere fortunati. Niente, io penso di aver finito con questo. Non mi dimentico di salutare tutti, di ringraziarvi perché, per esempio, la scorsa settimana ho avviato una nuova attività, o meglio, regalo ogni mese una mappa, non all'infinito perché non ho migliaia di mappe, però ho regalato una mappa e in cambio di questa mappa mi sono state date anche da altre persone delle indicazioni, quindi anche il prossimo mese, una al mese, regalerò una mappa. Qualcuno non è d'accordo con questa mia iniziativa, però
secondo me è giusto condividere questi luoghi anche con altre persone, magari meno esperte e meno brave di me, che hanno difficoltà a trovare questi posti. Bene, io con questo ho finito. Come vedete, mi sono fatto ricrescere il mio grande baffone è tornato, e a grande richiesta dei miei figli. Bene, quindi a questo punto io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo tra 15 giorni, ma in questi 15 giorni restate sintonizzati perché riceverete, se siete iscritti al canale, iscrivetevi, le notifiche dei nuovi video che pubblicherò. Saranno tanti video, spero, e sicuramente tanti shorts, perché i luoghi da visitare in queste 2 settimane saranno almeno 10-15. Se riesco a entrare ci saranno anche 10-15 video. Difficile che entri in tutti, ma io ci provo come sempre, senza infrangere la legge. Buona giornata a tutti, da Baffone.